tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A. Dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà per ricominciare con più cuore, quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero, quando Gigi Riva tornerà. Su, 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 come gli alpini, niente più paura ormai ci fa. Su, 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 che siamo i primi, tutti insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole. Quando Gigi Riva tornerà, la partita ricomincerà. Grideremo insieme Italia, Italia, e patetico non sembrerà, stretti in questo sogno che ci ammalia, quando Gigi Riva tornerà. Una grande festa si farà e la banda ubriaca suonerà per intero l'inno nazionale. Zumba, zumba, pera e zumba, pa. Dio, ce ne sarà da raccontare quando Gigi Riva tornerà. Con un omaggio a Gigi Riva, all'immenso Gigi Riva, vi diamo il benvenuto all'edizione 2024 di Amaimone su Carrasegare Antigu Samughesu, e questo è l'applauso per un campione senza tempo che ha portato alto il prestigio della Sardegna agli occhi del mondo, al grande Gigi Riva. L'applauso di Samugheo.
A Maimone è un carnevale aperto che allarga i suoi confini all'accoglienza, al confronto con altre culture che trovano nello spirito della ricerca e della rappresentazione una matrice comune. Le maschere sarde, ma anche le maschere tradizionali della Spagna, della Croazia, dell'Ungheria, sono al centro di una sfilata che tra pochi minuti vedrà percorrere anche questo spazio gremito di tante persone provenienti da ogni angolo dell'isola. Una diretta che trasmetterà queste immagini consentirà anche a chi è lontano da qui, agli emigrati sardi, a chi vive appunto in luoghi distanti e che non ha potuto raggiungere Samugheo, di assistere al grande spettacolo che ritaglia suggestioni tra i miti e i riti di una storia che ci apprestiamo a raccontare. Una sfilata di maschere ancestrali, antropomorfe, zoomorfe, tipiche del carnevale sardo e barbaricino in particolare, le pelli, l'orbace, i campanacci e tutti quegli elementi che entrano nel gioco e completano uno scenario in movimento, caratterizzeranno il passaggio dei vari gruppi che rievocheranno riti avvolti nel mistero, danze propiziatorie, scene che la memoria ha trasferito nei secoli. C'è chi ha definito il carnevale un palinsesto di segni e simboli necessario a dare vita ad una rappresentazione figurativa del mondo dalla doppia natura. L'universo delle maschere che ogni cultura del nostro pianeta ha sentito il bisogno di indossare e non solo a carnevale è un formidabile tratto distintivo dell'umano che tenta di vincere la sua natura vulnerabile e transitoria. A nome quindi della comunità di Samugheo e dell'associazione culturale Ima Muzzones de Samugheo vi diamo il benvenuto e come vedete c'è proprio l'ingresso delle prime maschere di Samugheo che accogliamo con un bellissimo applauso qui nel cuore dell'abitato. Al mio fianco questo pomeriggio Gabriele Mura, che è parte dell'associazione che organizza, ci aiuterà anche ad entrare nello spirito di una rappresentazione che vive di passioni, di sentimenti identitari, di appartenenze, anche perché il significato delle maschere di Samugheo appartiene al sacro e al profano insieme. Compaiono in occasione della festa di Sant'Antonio Abate, richiamate attorno al fuoco e pronte a sfilare per le vie del paese. Buonasera a tutti e benvenuti a Samugheo. Durante il percorso parleremo un po' appunto di maschere, di riti, anche a quello che è legato alla tradizione e alla storia e alla cultura della Sardegna, in particolare anche di Samugheo. Assistiamo alla rappresentazione dei piccoli componenti dell'associazione culturale Ima Muzzones de Samugheo. Sono i protagonisti del carnevale di Samugheo. Surzu, tenuto per la vita da suo amadore, il suo guardiano, ogni tanto cade a terra fingendo la passione che precede la sua morte, e le maschere dei Mamuzzones rappresentano invece i seguaci di Dioniso, il dio che ogni anno muore e rinasce come la vegetazione. Ecco che inizia questa danza propiziatoria, vediamo inquadrati anche i piccolissimi componenti dell'associazione, una storia che continua e che si tramanda, e vi lasciamo all'ascolto del ritmo assillante del loro incedere, mentre formano un cerchio danzando intorno per completare il rito alle figure che abbiamo citato.
L'applauso per i piccoli protagonisti del Carnevale di Samugheo. I sonagli li avete ascoltati, questo suono sordo che hanno un significato apotropaico, vogliono con il loro suono tenere lontani dalla cerimonia gli spiriti del male. Sul Mamuzzone una maschera muta col volto annerito dal sughero bruciato, l'abito sopra un abito di fustagno nero indossa una casacca di pelli di capra senza maniche e poi lo avvolge una cintura da cui pendono diverse file di sonagli. Questo poi lo vedremo anche nel finale della nostra manifestazione, quando saranno i grandi ovviamente a guadagnare la scena e a porre fine a quello che sarà un bel viaggio, un racconto animato e ricco di contenuti. E vedremo tra poco trapuntare l'incontro con le diverse rappresentazioni, le diverse figure che vanno a formare il complesso delle maschere del Carnevale samughese. Ma avete visto anche la figura de Surzu, che rappresenta il dio che viene immolato alle sembianze di un capro, uno dei modi nei quali più frequentemente si manifestava Dioniso. Un sacrificio cruento, quando cade a terra sotto le percosse del suo amadore, appunto avete visto come rimane immobile, anche se tenta poi di guadagnare la fuga alla ribellione. Ma vediamo già da un'altra parte, ecco questa inquadratura, un'altra figura simbolo del Carnevale di Samugheo. Ecco, che cosa possiamo dire, Gabriele, di quello che stiamo vedendo arrivare verso di noi? Allora, possiamo dire che anche questo fa parte della nostra cultura, della quale c'è anche una testimonianza fotografica risalente agli anni *20, dove si intravede appunto una figura dell'asino, del carretto, e di questo personaggio che è molto particolare, chiamato Minchilleo, che tradotto, o meglio tagliato il nome, sarebbe diciamo, l'attributo del dio, quindi è un segno, diciamo, propiziatorio. Porta con sé un campano, porta con sé le vesti di tipo un prete, tipo una figura di un dio, e poi ha delle radici di asfodelo, e questo indica appunto la fertilità, quindi un segno di buon auspicio. E assomiglia con tante cose, parlavamo anche prima con Francesco Useda, che ha tenuto un convegno stamattina, sulla figura del dio, come anche per Oristano sa su Componidori, è una figura che non sta né in cielo né in terra, è sospesa da terra. Adesso, come vedete, questa figura guadagna il centro di quello che abbiamo voluto delimitare per quel che riguarda le rappresentazioni delle diverse maschere. C'è un corteo al seguito di queste figure che anneriscono il percorso, e adesso, attraverso anche la diffusione la trasmissione di un microfono, ascolteremo quello che ha da dire questa figura, la figura di Minchilleo. Oh. Opla. Vai. A di pregare se torrà un Minchilleo su nostro caro santo e Samugheo. Non ti posso negare su tuo bisogno. A passare un momento triste, senza un istidi che buffoncio. Mi bia sa gente prangendo in cammino, a su prete, entra in domo che due suino. Sagara luce d'incanto che si entrava come un lampo, buffando che passata sa tristura, abbaitando finza essa popida bella e matura. Su minetta suina a tott'andare, ma io sa poche forte a pochinare e storie di candare. Perdona, Santo Minchilleo, il mio speccauso. Non comprendo tutto questo disagio come te funti in trauso. Ti mendo questa fiuta allugente se quando si desse tutto caente se. Leggia se bravuta sa parente un'iscova e spillia. I stentate e zoppa se girando con una manna lillia.
buona sa intonare goccioso e accontentare tutti spiccioccoso. Alleluia. Benedetto sia suinu e a chi è da criau. Benedetto sia imbriacone, che se scaga in ogni cucicone. Oh. Beneditta sa popidda de dogna madaidda. Beneditta sia sa incia e dogna femmina pringia. Fineo sa missa buffando questo stavorito inu e chissà che tu si tu buffa e sechino. Puh! Abbandono i spannor del prededdu e mi presento a San Benau minanta Mugheddu. Sappa accontentau s'ultima missa in onore a Minchilleo e a tutta sta gente e saluto in San Mugheo. Adios, tata torre, no, sono simbragauso, sa giustizia chi si gode, no, sono si godauso. A te lo sanno Armengius. I tanti volti del carnevale di Samugheo. Possiamo completare e poi introduciamo subito gli ospiti che stanno per arrivare. Brevemente la rappresentazione alla quale abbiamo appena assistito, Gabriele. Allora sì, è una rappresentazione diciamo molto allegorica di buon auspicio per la buona annata anche lui, perché un tempo si faceva la questua, ovvero si passava di casa in casa e si chiedeva un'offerta al Dio, che essendo un Dio della buona fortuna nessuno rifiutava appunto di fare questa offerta. Veniva raccolto il vino dalle case e poi essere ridistribuito la sera di nuovo al paese, quindi è sempre un avere e un dare tra l'uomo e il Dio e la divinità. I ritmi dei tamburini sono tramandati da secoli e mandati a memoria, ogni momento particolare ha il suo ritmo, ogni passaggio viene messo in evidenza. Parliamo dei suoni della Sartiglia di Oristano con i tamburini e i trombettieri Sa Sartiglia, il gruppo che suona per il gremio dei contadini la domenica di questa importante rappresentazione secolare. Oristano nasce sugli stagni e forse il suo nome significa stagno d'oro. Ed ecco appunto i suoni della Sartiglia di Oristano con i tamburini e trombettieri della Sartiglia di questa importante città di Sardegna.
Nella Sartiglia si mescolano elementi della tradizione più antica, il rito della fertilità rappresentato dalla stella, e elementi più recenti giunti in Sardegna nel periodo della colonizzazione spagnola, come l'abbigliamento settecentesco e il nome. E la corsa alla stella sospesa in alto sul terreno di gara è l'obiettivo da centrare per i cavalieri che lanciano i cavalli al galoppo, e da 5 secoli la Sartiglia è una tradizione che si rinnova ogni anno. Più stelle saranno centrate e più abbondante sarà il raccolto. E con questi suoni abbiamo così aperto ufficialmente quello che è l'incontro con i Carnevali di Sardegna, che a Maimone celebra da quasi 30 anni, perché ci stiamo avvicinando all'importante appuntamento, e vedete in questo momento scene dal Carnevale di Ottana, uno dei più caratteristici e interessanti di tutto il Mediterraneo, una sfilata che testimonia infinite stagioni perdute sulla zappa o dietro il gregge, un segno di identità oggi più di ieri. I boes e i merdules sono le tipiche maschere ottanesi di origini lontanissime che ricordano la lotta ancestrale tra l'uomo e l'animale. Anche in questo caso, come nella maggior parte delle rappresentazioni, non è chiara l'origine, non è chiaro il significato delle maschere. Sicuramente sono state tramandate nei secoli e rappresentano un rito plurimillenario in cui riaffiorano le tracce di antichi culti, e in particolare il culto legato alla fertilità. I boes e i merdules di Ottana. Sì. Vedete la rappresentazione del rito. Suboe inizialmente con il suo passo cadenzato dà un particolare ritmo ai campanacci, poi crea scompiglio tra la gente, si scaglia contro il merdule, che è il suo padrone e domatore, che con il bastone o una frusta di cuoio cerca di riportarlo all'ordine. Vestono pelli di pecora, non conciate, integre di vello, e nascondono il viso con le maschere di legno che si differenziano. E poi c'è la figura de Safilonzana, la vedete al centro della rappresentazione, una figura deforme, inquietante, che entra nel gioco della rappresentazione e si muove all'interno del corteo. Tra poco la vedrete inquadrata, si aggira, fila la lana col fuso e minaccia di spezzare il filo della vita, simbolicamente mette in evidenza la fragilità della vita umana. Ecco, la vedete proprio in questo momento al centro della scena. Si dice che sia un po' la similitudine con le 3 figure mitiche delle parche, delle moire greco-romane, ne accomuna le doti in un'unica figura. Sì, Giuliano, se posso aggiungere appunto... Carlo? Direi che abbiamo, secondo me, 2 parole in tutto questo contesto, nel carnevale, che accomuna le maschere. Uno, partiamo dalla Sartiglia, che prende il nome spagnolo sortilla, quindi sorte, e l'altro è il sacro, che il sacro è inteso anche come aggettivo, come sacrificio appunto, e rilegandolo poi alla Filonzana, che appunto rappresenta
considerata la parca sarda, che rappresenta tutte e tre le figure, perché erano le tre dee che decidevano la sorte dell'uomo: Clotula, Chesi, Atropo. Atropo che era l'inesorabile, quella che tagliava il filo della vita, e per quello che Savilonzana appunto ha con sé un fuso e delle forbici, ed è lei che decide appunto la sorte dell'uomo, e quindi ci ricolleghiamo a che cosa? A Sartiglia, a Sortilla. Abbiamo visto questi passaggi uno dietro l'altro, quindi c'è un filo che lega poi queste testimonianze che attraverso il tempo sono arrivate fino a noi, grazie anche al lavoro di ricerca prodotto dalle diverse associazioni e da figure straordinarie. Una la vorremmo citare oggi quasi in apertura, perché Samugheo le è debitrice. Per tanti anni qui da questo piccolo palco ci ha dato sempre informazioni che sono scaturite dalla sua curiosità, dalla sua grande passione, dal suo desiderio di documentare la storia e le storie, non solo di Samugheo, ma del territorio di Sardegna. Un applauso a Gigi De Ida da parte di tutta la comunità di Samugheo e degli ospiti che oggi sono venuti a trovarci. Ecco ancora al centro i boes e i merdules di Ottana, Sascarazzas, che sono le tipiche maschere di legno, vere e proprie opere d'arte da cara, che in sardo significa viso. Sono espressive e grottesche quelle dei merdules, più imponenti quelle dei boes. Vedete anche il disegno, le raffigurazioni, queste stelle, una o due, che abbelliscono la fronte delle maschere, hanno un significato di protezione dal malocchio. Sì, Giuliano, si può notare nella maschera del boe è rappresentato un simbolo, che sono la stella a 6 punte. È un simbolo che troviamo anche nel mio mestiere, nelle vecchie casse sarde, proprio la stella a 6 punte nella parte centrale delle casse. E rappresenta che cosa? Rappresenta sicuramente il simbolo della vita. Quindi è sempre anche questo un altro cenno, un altro marchio che identifica appunto il buon augurio. Noi ringraziamo con un bel applauso i boes e merdules di Ottana. Ottana che anche quando ha assunto una forte fisionomia industriale non ha perso il carattere e il forte attaccamento alle più genuine tradizioni. Lo abbiamo detto, il suo carnevale vive di queste maschere tra le più rappresentative, ecco, del Mediterraneo e tra quelle che hanno conosciuto una continuità nel tempo. Ma dicevamo, questo carnevale è frammentato da quelle che sono le figure del carnevale che ci ospita, quello di Samugheo. Sì, adesso vediamo appunto nelle immagini una figura che è della mitologia paesana. Quello che si vede rappresentato è il Sudraga Gorgioso, che era una figura che passava, a quanto riportato appunto dai nostri avi, di una figura che passava nella notte, temuta e rispetuta, perché molte figure erano temute, tipo anche Savilonzana, per tornare un po' al discorso di Ottana, una figura che si rispettava e si preferiva anche non vedere. Sudraga Gorgios cosa faceva? Passava nelle vie del paese con questa pelle di bue, con la testa ancora attaccata alla pelle, una pelle scoiata, e dicevano appunto che questa figura, che comunque era rappresentata appunto incappucciata, quindi scura, che non si sapeva appunto di chi poteva essere, si fermava ogni tanto in una casa. Quando questa figura si fermava davanti alla porta di una casa, il giorno dopo sarebbe stata a venire a mancare un familiare di questa casa. Quindi di cattivo presagio? Sì, abbastanza. Di fatto, quindi una figura malaugurante, se possiamo dire così, o comunque abbinata, ecco, a degli eventi luttuosi, eventi tragici, possiamo dire. Tragici. Appunto, sì. Un carnevale di Sardegna, quello che stiamo raccontando, con i suoi tanti volti, ma tutti ricchi di fascino, anche perché lo mettiamo sempre in evidenza. Diversi elementi entrano in gioco per caratterizzare uno dei periodi più particolari dell'anno, dove sacro e profano, passione e identità, silenzi, ritmi cadenzati e slanci di chiassosa euforia vanno a formare ovviamente quello che è il campionario
di una tradizione che in ogni luogo abitato dell'isola ha le sue peculiarità, come a Gavoi ad esempio, dove il carnevale è una festa che nasce nel segno della spontaneità, dove ci sono i suoni che si diffondono tra i vicoli antichi e le case di pietra, dove i riti inalterati da millenni, tradizioni che si perdono tra mito e leggenda, si susseguono, perché a Gavoi i suoni risuonano nell'anima da sempre ed è un paese festante che si riversa in strada con il ritmo dei tumbarinos che ascoltiamo.
Carnevali si differenzia dagli altri carnevali dei paesi limitrofi, caratterizzati dalla presenza di maschere zoomorfe e antropomorfe e riti spesso contrassegnati da note di tristezza e tragicità. A Gavoi prevale l'allegria in un mare di suoni, di canti e di balli, con su tumbarinu, che è lo strumento tipico di questa comunità, e applaudiamo il gruppo che fa capo alla Proloco di Gavoi. Un applauso forte per gli amici di Gavoi. Il loro giovedì grasso vi aspetta e ci attende per travolgerci attraverso questi suoni e questo clima di festa. E Gavoi riprende il cammino, attraversa le vie di Samugheo. Migliaia e migliaia di persone si sono date appuntamento a Maimone, nel tempo guadagna un successo crescente grazie all'impegno di tutta la comunità, che davvero si attiva da mesi prima proprio per organizzare davvero una grande festa di questa portata, amatissima non solo dai sardi. E dicevamo non solo i carnevali di Sardegna, ma questo è un carnevale, è una manifestazione aperta al confronto, all'incontro, e in questo caso con la Croazia. E in Croazia i tradizionali cortei carnevaleschi di maschere dei villaggi ai piedi dei monti di Kamešnica sono la sintesi di un viaggio che si perde nella notte dei tempi. E in questa località dalla quale loro provengono, un paesino dell'entroterra dalmata vicino al confine con la Bosnia, il giorno di Carnevale inizia con un'invasione chiassosa e colorata di uomini vestiti da montoni dispettosi, e sono i cosiddetti didi, i nonni. Alla testa del corteo ci sono le maschere bianche, l'alfiere e gli invitati a nozze. La commedia, e poi distaccate dal resto del corteo le maschere nere. E la parte più interessante del corteo sono appunto i didi nonni, che sulla testa indossano i capelli di pelle di pecora alti 1,5 metri, e alla vita, come vedete, hanno queste campane. Sono vestiti di abiti vecchi, pieni di frange di tessuto colorati. E in questo momento stanno rappresentando una battaglia rituale tra gli spiriti buoni e l'inverno, e mandano via l'inverno con il rumore e il loro saltare. In Croazia questa lunga tradizione di costumi di carnevale contribuisce alla conservazione delle identità locali ed è merito dell'Associazione Culturale
di Samugheo, i Mamuzzones, che oggi possiamo assistere ad uno spaccato di una tradizione lontana che comunque presenta delle similitudini anche con alcuni aspetti dei nostri carnevali, dove nonostante lo sviluppo della civiltà gli uomini continuano a restare gli unici portatori delle tradizioni carnevalesche, che spesso si vestono da animali e con ovviamente delle rappresentazioni che scandiscono i ritmi. Ma rimaniamo, Gabriele, in quei confini che ci portano oltre mare e oltre la nostra penisola, perché in questo caso è l'Ungheria protagonista, un viaggio che procede alla scoperta della cultura delle antiche tradizioni ungheresi. Allora sì, anche con loro abbiamo avuto modo di parlare stamattina, anche durante il convegno, che ricordo è stato presieduto dal docente Simone Pisano e Francisco Userda. E praticamente abbiamo delle similitudini in molte cose. Loro praticamente hanno, a parte la matrippella che suonano, le corna scusate, di pecora, così anche come la pelle, e hanno praticamente una similitudine con Samugheo, con la maschera del Sugarri Minchilleo, cioè quello di fare la questua in giro per il paese. Lo scopo di questi gruppi infatti era quello di andare di casa in casa, battendo le mani, urlando, scuotendo loro i bastoni, per portare loro un augurio, eseguire magie e ricevere in cambio donazioni, cibi, bevande che nessuno negava a loro. E torniamo un po' al discorso, non puoi negare tu di dare un qualcosa per avere in cambio appunto la fortuna, il buon auspicio, ecco. I protagonisti sono i Busò, uomini che arrivano in barca sul Danubio per invadere la città, con indosso terrificanti maschere di legno sormontate da corna, pelli di pecora e campanacci. La festa ungherese è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale dell'umanità ed è accompagnata ovviamente nella sua rappresentazione originaria da carri allegorici, ed è una manifestazione anche che si conclude in maniera molto particolare. E il Carnevale di Busò rientra nella mitologia ricorrente anche in altre nazioni, che celebra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, fornendo protezione magica e fertilità attraverso antichi riti. Quindi vedete mantelli di lana, maschere, sonagli, ed è anche una leggenda quella alla quale loro si ispirano, che non ha un fondamento reale, ma è vero che la cittadina di Moax si liberò dal giogo turco nel 1687, e quello che loro rappresentano è un po' questo sentimento di ribellione che si rifà a questa storia e leggenda e che mescola le due entità. Sì, Giuliano, poi se posso aggiungere un altro particolare, hanno nelle gambe questi pantaloni bianchi che sono imbottiti di paglia, e un dettaglio è una maschera che è presente tra di loro, che ha il colore rosso, che simboleggia il sangue, quindi un po' sarebbe tipo una passione, l'animale stesso, che è comune anche un po' ai nostri riti, quindi quello della vittima, che in questo caso era l'animale che veniva ammazzato, veniva scoiato, e col sangue dell'animale si tingeva appunto questa maschera che era in legno. L'Ungheria protagonista nell'edizione 2024 di Amaimone, l'antico carnevale di Samugheo, una grande organizzazione, una comunità che allarga i suoi confini, che diventa ancora più capiente nel contenere tutte le persone che vengono ad assistere, per esempio nel prossimo tracciato, a quello che è il Carnevale di Orani. Tra l'altro vi invitiamo tutti il 17 di febbraio a raggiungere Orani, dove appunto un altro incontro nel segno del confronto metterà insieme le maschere più rappresentative della Sardegna, ma non solo. In questo caso con Subundu, la maschera tradizionale oranese, l'unica realizzata in sughero, ritrovata in Sardegna e oggi custodita anche nel Museo etnografico di Nuoro. Una ricerca importante. Anche in questo caso il lavoro, la testimonianza di Bonaventura Licheri ci riporta
ha delle note che ovviamente ci fanno risalire già alla presenza di questa maschera in tempi non proprio prossimi a noi. Sì, Giuliano, poi c'è da dire che è una fortuna quando poi si trovano certe documentazioni. Molti paesi sono stati più fortunati, teniamo conto tipo Mamoiava appunto, che hanno tenuto più conservata questa tradizione, mentre in molti altri per varie vicissitudini questa tradizione è anche scomparsa. Anche a Samogeo, per dire, è stato un periodo che questa maschera era scomparsa per via di tante cose, per via di omicidi che erano successi e anche della proibizione della Chiesa. Una maschera che rappresenta la figura del diavolo nella sua contrapposta duplicità tra il bene e il male. Vedete le particolari caratteristiche, il colore rosso porpora, le corna lunghe, il naso imponente, i baffi. E poi su Trivuzzu, poc'anzi è stato inquadrato, questo forchettone in legno di olivastro, ecco in primo piano a questo punto con la maschera sullo sfondo, vedete anche qui nelle diverse tonalità di colore così come le abbiamo descritte. Una maschera risalente al periodo in cui la pastorizia e l'agricoltura erano le fonti primarie di ricchezza del paese, dove contadini e pastori, attraverso dei riti pagani, invocavano le forze della natura, il vento, il sole, l'acqua, per fare in modo che il raccolto fosse più proficuo. Il 17 febbraio Orani vi dà appuntamento per quella che rappresenterà un po' l'avvio di una chiusura dei carnevali dell'isola. Con l'associazione Subundu che valorizza la maschera affinché venga riscoperta e conosciuta non solo dagli abitanti di Orani, questo era il proposito all'origine, ma da tutti i sardi e in occasioni come questa anche da chi attraverso la diretta di Sardegna Live, le telecamere accese per documentare, può assistere allo spettacolo di Sardegna anche da luoghi lontani da qui. Gabriele, i carnevali dell'isola, ma a Maimone è anche l'occasione per organizzare eventi non tanto collaterali quanto di sostanza e di supporto, come è avvenuto stamattina per esempio nel corso di un dibattito, di un convegno che ha visto ovviamente studiosi, persone competenti portare all'attenzione di tutti temi importanti che ci aiutano a scoprire gli aspetti non solo del carnevale. Sì, stamattina appunto abbiamo avuto il piacere di ospitare Simone Pisano, che è docente all'Università per Stranieri di Siena, è un linguista, e Francesco Usedda, antropologo all'Università di Cagliari. E si parlava appunto da un punto di vista morfologico della lingua, quello che riguarda appunto noi come tradizione, come lingua identitaria e le differenze tra lingue e dialetti e il cercare di conservare questa identità, quindi sia nel convegno che è stato fatto mezzo in sardo e poi anche tra di noi, quindi anche attraverso l'uso dei social e quanto ne conviene. Il 25 febbraio del 1979 Raffaello Marchi, scomparso nel 1981, anticipa l'evento del Carnevale di Orotelli con un lungo articolo. I Turpos costituiscono uno splendido esempio di teatralità ludica in cui il gioco ha principio e fine in se stesso e in cui il divertimento non significa identificazione nell'animale, ma solo imitazione burlesca e quasi affettuosa dell'animale. Quindi un gioco teatrale, una rappresentazione ludica incentrata sul rapporto uomo e animale. E da Ortilli, Terra d'Oro, ovviamente stasera ospitiamo Sosturpos di Orotelli. Vedete i cappotti pesanti di Orbace Nero su Gabbanum, un cappuccio calato sugli occhi, una cinta di Campanacci su Turada. Sono figure mutuate dal vissuto contadino, si agitano costantemente, escono in gruppo e anche a Orotelli la storia di tutti i giorni diventa mito e evento straordinario, un rito che si prepara e non solo, un appuntamento irrinunciabile dove appunto in occasione del carnevale questo
elemento che ha molto fascino, diventa anche un'occasione di richiamo. Vedete le diverse figure che rappresentano il Carnevale di Orotelli, e il rituale vero e proprio è rappresentato da Satenta, cioè la cattura. Dicevamo una lotta vincente del contadino bue contro gli elementi avversi della natura, e questo è il significato simbolico della rappresentazione. Allora sì, anche Orotelli comunque contiene i suoi contenuti, i suoi simboli e i suoi significati, così come anche Orani hanno in comune che cosa? Il grano che viene lanciato alla gente. Anche questo è un altro simbolo il simbolo della vita, possiamo dire, perché il grano quindi è il pane, il pane è proprio il simbolo di vita. I temi della morte e della rinascita sono presenti e ritornano con diverse motivazioni a seconda del contesto della rappresentazione, ma che alla fine accomuna le diverse parti del racconto. In questo caso i turpos avanzano a gruppi di 3, 2 davanti, abbracciati a simboleggiare il giogo dei buoi, condotti dal terzo elemento, il pastore. I buoi fanno resistenza, il pastore li sprona, li pungola con un bastone, e loro scalciano e si ribellano, ma alla fine si muovono. Vedete anche i piccoli, lo abbiamo visto con Samugheo, ora con Orotelli. Davvero questo passaggio di testimonianze garantisce anche un futuro alle nostre tradizioni, i grandi che trasmettono la passione ai più piccoli. E in questo senso, Gabriele, mi raccontavi di essere stato tu anche uno dei componenti dei Mamuzzones quando ancora avevi una tenera età come quella del bambino inquadrato poc'anzi. Che cosa significa indossare la maschera, entrare nel gioco della rappresentazione di un'appartenenza così forte come il carnevale delle diverse comunità? Guarda Giuliano, quest'anno è stato un anno davvero molto ricco di eventi e di collegamenti. Dico 2 cenni sul Museo Murat. Sulla neodirettrice Narita Punza ha fatto una mostra che si chiama Il Tempo delle Maschere, quindi la maschera è intesa come una figura dove tu travisi la tua quotidianità. Quindi ti posso dire che quando sono entrato io nel gruppo, appunto a 15 anni, praticamente è come una famiglia, è un altro mondo che ti avvolge, dove non sei più tu come persona, diciamo, nel quotidiano, ma vai a trovare un'altra dimensione. Quindi questo immedesimarsi tra l'uomo, e torniamo sempre al discorso tra uomo e il Dio, la divinità. E poi questo sentimento dell'appartenere, no? Di essere rappresentazione. Credo che in quel momento, come in questi che stiamo vivendo, ognuno si senta portatore di una storia, la propria, da condividere con gli altri, che entrano a far parte del tuo racconto attraverso la conoscenza. Ed è questo, credo, il gioco meraviglioso al quale tutti quanti noi poi partecipiamo. Alla fine non siamo più spettatori, ma diventiamo attori insieme a chi corre durante la scena. E qui ancora torniamo al Carnevale di Samugheo, le sue 1000 manifestazioni. Sì, abbiamo visto passando le trovate dei Zapullinas, quindi sono inquadrate in questo momento. Sì, esatto, che erano delle trovate che si facevano semplicemente per Carnevale, quindi Zapulina da Zapulu, quindi con stracci vecchi, brandelli e maschere improvvisate, si andava a sfilare un po' per il paese. E al centro di questa inquadratura invece vediamo una figura fallica. Questo sì, è un'altra trovata che è uscita da qualche anno grazie a Franco. Come hai detto tu l'anno scorso, le immagini si commentano da sole, diciamo. Sì, decisamente, anche perché c'è questo corteo che accompagna una bara all'interno della quale c'è un defunto, o tale viene rappresentato. Delle fiuda, sì, rappresentato appunto in una scena molto rigida, direi. Il carnevale è trasgressione e spesso, ovviamente,
questo elemento ricorre per dare delle spiegazioni su quelli che sono i riti della fertilità o anche per vivere il gioco nel sarcasmo, nel prendersi in giro, nel giocare appunto con tutti gli elementi che lo vanno a caratterizzare. Ancora Samugheo al centro della scena con questa bellissima immagine, vedete proprio il gruppo degli attori che si muovono intorno a questa bara. E ovviamente questa immagine noi preferiamo non commentarla. La Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di Samugheo, l'Unione dei Comuni del Barigadu, la Fondazione Banco di Sardegna, tutte parti che hanno creduto al racconto e che nel tempo continuano a dare sostegno all'organizzazione di questo evento e a fiancheggiare quella che è la fatica, ma credo anche la soddisfazione dell'Associazione Culturale I Mamuzzones di Samugheo che organizza. E in questo caso, vedete già inquadrato, un altro spaccato di un carnevale che arriva da lontano. In questo caso il carnevale galiziano, la Spagna, sullo sfondo, ed è una delle manifestazioni culturali, quella degli Entroidos, più tradizionali e tipiche della Galizia. Entroidos significa proprio carnevali. E in Galizia si celebrano queste feste che sono una parte sostanziale del patrimonio culturale galiziano, dove folklore, allegria, picaresco e gastronomia si fondono per celebrare una festa che è profondamente radicata in tutta la Galizia, con versioni diverse a seconda della città in cui si svolge. Vedete il clima festante, molto colorato. Entruido Carnevale è il nome dato al periodo che precede la Quaresima, che inizia con il mercoledì delle Ceneri, cioè 40 giorni prima dell'inizio della Settimana Santa e della Domenica delle Palme. Questo calcolo, che riguarda anche noi, fu stabilito dall'imperatore romano Costantino il Grande dopo il primo concilio di Nicea del 325 d.C. Ascoltiamo i suoni del carnevale galiziano.
gioia condivisa, sono la loro norma, sono la norma che caratterizza e sottolinea il modo di rappresentare uno dei più importanti entroidos della Galizia. In questo caso loro provengono da Samede, che è una piccola località che nel 2011 contava 113 abitanti, 50 case e 59 uomini. E il suo carnevale, questa località è nota proprio per il suo carnevale, è frutto di una ricerca portata avanti con lo scopo di restituire un volto alla memoria. Quindi oggi abbiamo ospitato una delegazione che a questo punto continua il suo percorso lungo la via principale di Samugheo. Siamo quasi alle battute finali di una festa che poi si concluderà con i balli in piazza e con ovviamente forse il momento più atteso di tutta la manifestazione, che è proprio l'ingresso e la rappresentazione dei Mamuzzones di Samugheo. Assolutamente qui Giuliano, mi piace aggiungere appunto sempre riferito al convegno, perché a che serve fare un convegno in una manifestazione, in un evento che possiamo dire anche molto allegro, festoso? La manifestazione è per noi, è per tutti, intesi come gente, popolo sardo, il capire che cosa è il significato di certe maschere, il perché, almeno il tentativo di riuscire a dargli una spiegazione, ma questo ve lo racconto io da appassionato, loro da studiosi uguale, sia Francisco Usedda che Simone Pisano, danno le loro interpretazioni, le loro teorie in base proprio a veri e propri studi fatti in base appunto al materiale, al repertorio. Quindi abbiamo parlato stamattina anche di un'altra cosa molto bella, che era la divinità del corpo, quindi d'animale a divinità, il corpo nel sistema rituale del carnevale sardo, quindi questo corpo che cambia, che si modifica, che ha un passaggio, che è quello che va da divinità a sacrificio, quindi da sacro a profano. Abbiamo il Mamuzzone che saltano in cerchio a chi? A una vittima che è Surzu. Surzu è una persona che si butta a terra, quindi come delle sembianze animalesche, e poi questo corpo che si contorce, che si dimena, perché nella fase appunto della fine della vita, quindi della morte, della passione del Dio. Ed ecco che avanzano i componenti dell'associazione culturale I Mamuzzones de Samugheo. Dolores Turchi afferma che nelle maschere di Samugheo sono evidenti le tracce degli antichi culti del Mediterraneo arcaico e che sono quelle anche che hanno mantenuto un aspetto fedele alla rappresentazione originale. Guardate la bellezza, l'immagine che stiamo trasferendo agli occhi di tutti. Ascoltiamo il suono e guadagniamo la visione.
Un applauso meraviglioso. Ha concluso con il suo battito quello che è proprio quello che è anche l'aspetto organizzativo dell'associazione che ci ha regalato lo spaccato finale di questa manifestazione. Facciamo un applauso fortissimo all'Associazione Culturale I Mamuzzones de Samugueo che ha organizzato l'evento con i carnevali dell'isola. Ringraziamo tutti i presenti per essere intervenuti, per essere arrivati qui a Samugueo stasera. Dalle prime ore del mattino questa comunità è stata letteralmente invasa da tanti amici che hanno voluto, ovviamente con la loro presenza, testimoniare la bellezza di un incontro, facendone parte ed entrando ovviamente nel gioco di una Sardegna che qui si è raccontata. Ringrazio Gabriele Mura per l'importantissimo sostegno che ci ha portato dentro il racconto di Samugueo, ringrazio Sardegna Live e tutti coloro che hanno concorso nel racconto, EIA TV, Laura Laccabadora, le diverse parti che hanno voluto portare testimonianza. Giuliano, ringraziamo noi a te per il tuo affetto che ogni anno poi confermi per l'evento della manifestazione. Ringraziamo chi ha organizzato, chi ha aiutato perché questo appunto venisse in porto e soprattutto ringraziamo voi spettatori, voi persone che ci avete accolto in questa armonia, in questo affetto che viene proprio distribuito e condiviso come un vero senso identitario di famiglia, quindi non solo come paese ma proprio come popolo sardo. Grazie a tutti, a Trosanum Mengius. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione, da Samugueo è tutto, continueremo tra poco con i balli in piazza e arrivederci alla prossima edizione.